Aggiornamento che oggi riguarderà le semine delle culture autunno-vernine e i monitoraggi degli elateridi. Semine delle culture autunno-vernine, particolare attenzione alla coltura della colza in quanto va seminata presto per poter avere sicurezza di passare l'inverno, quindi dobbiamo procedere velocemente alle semine. La precessione più opportuna è il frumento per poter preparare bene il terreno, è un seme piccolo. Nei terreni sabbiosi è più facile preparare ovviamente e la minima lavorazione normalmente è la soluzione migliore per ottenere un buon letto di semina e successivamente una buona emergenza della cultura. Attenzione, è una piantina piccola che può essere fortemente danneggiata da insetti nelle prime fasi di sviluppo. Molta attenzione all'altica subito dopo l'emergenza e nelle successive fasi di sviluppo. Per quanto riguarda invece i cereali autunno-vernini come frumento e orzo, le cose stanno in modo diverso. Semine troppo anticipate con temperature elevate aumentano il rischio di virosi trasportate da insetti e quindi è opportuno non seminare troppo presto. Tutte le informazioni utili per l'uso le troverete sul bollettino, nei prossimi bollettini www.venetoagricoltura.org, bollettino colture erbacee. Monitoraggi degli insetti del suolo degli elateridi. È questo un periodo ottimale per poter procedere ai monitoraggi e capire per esempio se ci sono popolazioni troppo elevate prima della cozza, ad esempio, potrebbero esserci dei danni in questa cultura e quindi in queste fasi dobbiamo valutare se ci sono stati fattori di rischio, per esempio catture troppo elevate nelle trappole per adulti, le iattrorefe che sono state posizionate in precedenza, se vi sono fattori di rischio come la doppia cultura, il terreno con elevati contenuti di sostanza organica tipo torbosi, se vi sono stati precedenti attacchi nelle stesse zone, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i dettagli per valutare i fattori di rischio e impostare i monitoraggi eventualmente necessari e i criteri della difesa integrata li troverete sempre nei successivi bollettini colture erbacee ai riferimenti che sono stati dati prima. Alla prossima!